Renzo, ciao. Professor Maggi, buongiorno. Come Ultimo sta? giorno del nostro sprizzetto, qua taglio sì, di po'. Taglio di po', Über alles. Non so cosa vuol dire, ma però mi fa I piacere. tedeschi dicevano Über alles vuol dire soprattutto. Ah, bravo. Deutsch Über alles. Condivido. È come Trump che dice America first, America prima first, è vero. però ci vuole sempre buon senso. Vabbè, ma questa è un'altra storia, come Questa è diciamo un'altra spesso. storia, questa è un'altra storia. Allora, purtroppo sta settimana un altro incidente mortale sulla Romea. Sì. La Romea, secondo me, è la via peggiore in assoluto del nord Italia, ma forse in Italia, perché poi ne parliamo sempre, la Reggio Calabria, Salerno, eccetera, ma questa qua non so se migliore o è una cosa invivibile, nel senso è l'unica strada tra Ravenna e Venezia. Sì, tra l'altro la Romea ha avuto, mi pare 3 anni fa, un finanziamento di svariati milioni di euro per renderla più sicura. Il ministro allora era l'attuale capogruppo del PD alla Camera del Rio. Vorrei ricordare con te un'idea che era importante all'inizio degli anni 2000, e cioè quella quando sembrava che si potessero fare molte autostrade, di cui c'è sempre bisogno, e cioè quella del collegamento autostradale fra Rimini Ravenna e Mestre Venezia, cioè la cosiddetta Romea autostradale. A questo punto si rende anche indispensabile, perché è inutile, siccome le risorse ci sono, nel senso che le risorse si autopagano con i pedaggi, non è mica in più i privati fanno, solo che abbiamo sempre una componente io la considero anche anti-italiana sulle infrastrutture, che vorrebbe che andassimo tutti con il carro a cavalli, e questo comunque lì la Romea autostradale si rende indispensabile. Sì, siccome poi tra l'altro della Romea uno dei problemi sono i mezzi pesanti. Appunto. Però nel 94 mi ricordo che il governo Berlusconi, una delle cose che a me piaceva molto era di sfruttare il discorso che siamo una penisola, imbarcare, non so, i camion su un traghetto che passa da Trieste e va direttamente a Bari. Era una delle ipotesi, non so perché si sia interrotta. Io un sospetto ce l'ho. Probabilmente messo in difficoltà forse un'economia della... Certo, ma probabilmente anche per mancanza di... Poi è scattata la crisi nel 2008 che ha reso... ha fermato... Ha resettato tutto. Sì, sicuramente la si potrà riprendere, perché carichi i camion sulle navi e le porti, che so, da Venezia a Bari, hai già decongestionato autostrada, sottrai inquinamento, però sai, non è che li puoi obbligare, quindi è un problema è come la navigabilità nel Canal Bianco, va incentivata, ma il problema è trovare clienti privati che ci vanno. Beh, sì, secondo me come sempre, se ne troverebbero, però... No, il problema è che si sono fermati loro. Sì. Bisogna, E una ferrovia tra Ravenna e Venezia? Quella sarebbe assolutamente indispensabile. E posso dirti una cosa, secondo me, se questo argomento fosse studiato, si troverebbero in Europa i fondi per pagare almeno il 50% di quella ferrovia, perché il problema non sono mai i soldi, il problema sono le idee e la capacità di realizzare quelle idee. I soldi non sono mai un problema per le infrastrutture, è la capacità di realizzare le idee, e noi ci scontriamo con questo. L'ultima chiosa, secondo me, se non facciamo queste strade, il Polesine non crescerà mai più di così. Sono d'accordissimo. Io ti saluto, mi ha fatto piacere che sei venuto a trovare me nel mio paesello. Ma sono venuto so molto. Che lo conosci, molto so che hai un sacco di amici qua a Taglio di Po, però mi fa piacere averti ospitato. Io sono felicissimo di essere venuto qua. Grazie Renzo. Ciao amico mio. Ci sentiamo. Buona giornata.